Ben ritrovati, nuovo appuntamento con All In Sport. Andiamo subito a scoprire chi sono gli ospiti di questa puntata. Iniziamo da Damiano perché riprendiamo un po' il filo, no? Eri stato scaramantico meno di 0, ti eri dato un obiettivo raggiunto che però è solo una tappa, no? È una grande responsabilità, il percorso che abbiamo fatto di proposta politica per la città è andato a buon fine e adesso non ci resta che cercare di mettere a terra i progetti che avevamo proposto in campagna elettorale e comunque cercare di creare quella rete di cui siamo convinti si possa veramente usufruire in tutti gli ambiti. Nello specifico però della delega di assessore allo sport, anche della delega allo sport, qual è la situazione generale e quali sono i primi passi di questo cammino? La situazione è comunque di una città che è molto sportiva e c'è da mettere un po' di ordine nelle strutture, investire nelle strutture e poi mettere in connessione le tante realtà anche attraverso le associazioni che già operano sul territorio per dare forza a un movimento che sicuramente è uscito da 2 anni di Covid dimostrando resilienza da un certo punto di vista, dall'altro anche evidenziando le fragilità di un sistema che se non crea quella rete che poi diventa di protezione in alcuni momenti fa fatica. Abbiamo dal punto di vista dello sport, ed è uno dei motivi per cui ho tenuto la delega, 2 appuntamenti storici per la città che sono la giornata di chiusura delle Olimpiadi e la giornata d'apertura delle Paralimpiadi e credo che siano 2 appuntamenti che ci possono dare il ritmo degli eventi e delle iniziative da fare sul territorio da qua al 2026. Assist perfetto per Stefano perché anche il CONI provinciale di Verona si è messo già in cammino, tu dicevi non è presto, forse è quasi tardi. No, presto assolutamente no, il 2026 arriva in un attimo e quindi noi già ci siamo mossi, abbiamo iniziato questo progetto, abbiamo fatto alcune tappe, questo progetto che è Verona Olimpica Road to Milano Cortina 2026, progetto a cui sono sicuro aderirà anche il Comune di Verona, ma noi lo portiamo anche a livello provinciale, stiamo coinvolgendo i comuni, continueremo a farlo in questi mesi, continueremo a fare promozione dello sport anche con gli atleti olimpici. Allora, tu ci hai portato oggi un cimelio importante, insomma è bello, emette delle belle vibrazioni, no? Molto bella perché è una copia della medaglia d'oro vinta nell'Omnium in Brasile da Elia Viviani. Elia è stato gentilissimo, ha voluto fare una copia, me l'ha regalata e anche la medaglia di Elia, questa copia, la porteremo in giro per la provincia assieme a 2 invece fiaccole che sono autentiche, quella di Cortina 1956 e Torino 2006, con altri cimeli che metteremo a disposizione. Spero di non farti una domanda scomoda, Damiano. Quando vedremo un logo di Verona Città Olimpica? È uno dei progetti che abbiamo in mente e che vogliamo mettere a terra il più presto. Prima si parlava è troppo tardi, è troppo presto. Bisognerebbe chiedere agli atleti che hanno come obiettivo le Olimpiadi se è troppo tardi o troppo presto e credo che dobbiamo allinearci a quelle aspettative e soprattutto a quel cronoprogramma che poi indipendentemente dal logo insomma, abbiamo alcune idee come comune per poter accogliere non solo
l'evento, ma come diceva prima Stefano, anche i valori. Ecco, dicevamo, è un'occasione, no? È un'occasione da condividere fondamentalmente con tutti sul territorio. Ti volevo chiedere, Stefano, l'impatto anche che hanno gli olimpionici veronesi, mi viene in mente ovviamente come prima Sara Simeoni, ma non solo lei, quando vanno anche nelle scuole, che tipo di esperienza è per dei ragazzi che sono magari a livello generazionale magari molto lontani? Ma in passato siamo stati nelle scuole, ci siamo stati anche con Damiano e quindi ben conosce la realtà. Parlavamo prima di un comune dove abbiamo trovato dei ragazzi preparati dagli insegnanti sulle persone, sugli atleti che venivano a parlare loro. È importante, a mio avviso, portare questi personaggi, sì per quanto hanno fatto a livello sportivo, ma anche per quanto possono rappresentare come esempi, come persone, come uomini e come donne. Ci sono degli esempi, penso a Massimo Castellani ad esempio, no? Magari è meno conosciuto rispetto a Sara. Massimo Castellani ha vinto 23 titoli italiani nei tuffi, ma ha una vita che è qualcosa di straordinario, cioè voglio dire, comandante dei Nox, caposcorta a Palermo del giudice Giancarlo Caselli dopo i fatti di Falcone e Borsellino, caposcorta della regina Elisabetta, di Fidel Castro, di papi, di presidenti, quindi ha vissuto una vita che può trasmettere e dare tanto ai ragazzi. E come lui tanti altri atleti che adesso non resto qua a citare, se no dopo sicuramente qualcuno lo dimentico. È il momento per noi di prenderci una piccola pausa perché andiamo con Alberto Cristani al primo servizio di questa nostra puntata, andiamo a scoprire un'altra delle realtà sportive del territorio. Francesco Messori, sei il capitano della nazionale italiana calcio amputati, ma non sei solo il capitano. La squadra, la nazionale, è nata da una tua idea. Sì, è nata da una mia idea, da una mia voglia di confrontarmi alla pari sul campo con altri ragazzi senza una gamba con le stampelle, ed è nata da un gruppo Facebook, perché io su questo gruppo ho deciso di pubblicare un post ormai 10 anni fa, nel quale ho scritto quale fosse il mio sogno, ovvero quello di giocare insieme ad altri ragazzi amputati in Italia, e pian piano siamo riusciti a raccogliere un determinato numero di ragazzi con i quali poi è stata creata la nazionale italiana di calcio amputati dal Centro Sportivo Italiano, e a dicembre saranno 10 anni dalla nascita. In 10 anni di strada ne avete fatte parecchia, avete anche ottenuto molti risultati importanti. Penso che siamo cresciuti senza dubbio nel corso degli ultimi anni e abbiamo fatto tanta strada, abbiamo giocato 2 europee, abbiamo giocato 3 mondiali e tra l'altro con un bel risultato anche nell'ultimo. Un 8° posto ai mondiali che è insomma un prestigio non solo per quanto riguarda il risultato in sé, ma anche a livello di visibilità. Noi avevamo l'obiettivo appunto di passare gli ottavi di finale e ce l'abbiamo fatta. Poi insomma ai quarti di finale abbiamo perso contro l'Uzbekistan, la partita si è messa un po' male fin dall'inizio, quindi poi è andata come è andata, però siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Voi giocate con la maglia della nazionale, ma non è la maglia ufficiale della nazionale. Dovete ancora di fatto entrare a far parte della FIGC. Cosa serve per fare questo passaggio? Ma è una questione burocratica, e tutto ciò che spero è che qualsiasi cosa venga fatta per il bene di questa realtà, perché secondo me ha bisogno davvero di promozione, ancora più promozione rispetto a quanto ne è già stata fatta finora, perché penso che sia quello che si meriti questa realtà. Chi vi ha dato tanta visibilità e che vi ha aiutato all'inizio di questa avventura è stato Damiano Tommasi, all'epoca presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, attualmente sindaco di Verona, un rapporto di amicizia che prosegue tuttora. Assolutamente, siamo molto contenti, siamo sempre stati onorati di conoscerlo, di averlo conosciuto, perché sì, come dicevi appunto ci ha aiutato a farci crescere, e tra l'altro essendo suoi amici alcuni di noi venivano invitati anche al Gran Gala del Calcio quando lui era presidente dell'AIC, e quindi insomma gli auguro il meglio per quello che è il suo percorso adesso come sindaco. Come è cambiata l'attenzione
nei confronti dello sport paralimpico in questi ultimi 10 anni? A Londra nel 2012 le Paralimpiadi avevano già una gran bella visibilità e da lì non ha fatto altro che crescere. E purtroppo ancora il calcio amputati non è una disciplina paralimpica, quindi non prende parte ancora alle Paralimpiadi. Anche qui uno dei prossimi obiettivi è questo, però non dipende solo da noi, insomma. Alle tue spalle c'è una foto importante, di cosa si tratta? Si tratta della mia partecipazione al Change the World Model delle Nazioni Unite del 2018. Io sono stato invitato da Marco Tardelli, che era ambasciatore, probabilmente lo è tuttora, e ero stato invitato alla vita in diretta quando nel 2018 noi abbiamo partecipato ai mondiali scorsi, quelli in Messico, e alla vita in diretta appunto raccontavamo che saremmo stati l'unica nazionale a partecipare a questi mondiali. E in studio Rai c'era anche Marco Tardelli che mi invitò a prendere parte a questo evento, e io con tanto orgoglio ho portato la mia testimonianza davanti a centinaia di ragazzi, quasi migliaia di ragazzi provenienti da diversi paesi del mondo, e però ho parlato in italiano perché sul palco ero insieme a Tardelli ed Ancelotti. Francesco, in chiusura la classica domanda: obiettivi per il futuro? A livello sportivo, di poter vincere ancora tanto con il Vicenza, di poter vincere il prossimo campionato e quindi di partecipare alla Champions del 2024, e anche che si possano aprire nuove strade per questa nazionale di calcio amputati che secondo me può fare davvero bene. Torniamo a parlare di territorio, perché volevo chiederti, Stefano, questo è stato un altro assist che ti ha fornito Damiano prima, sull'indagine conoscitiva che ha fatto il CONI. Tu dicevi tanti più adulti che si sono avvicinati all'attività sportiva. Qual è il riscontro però che hai tu come CONI provinciale sulle strutture, sulla disponibilità, sulla possibilità di accesso allo sport? Ascoltando le società sportive c'è bisogno di spazi, c'è bisogno di palazzetti, di campi da calcio, di campi da padel piuttosto che di altri generi di strutture sportive. Non dimentichiamo, anche questo è un dato che ci è venuto dai genitori, hanno confermato quanto sta succedendo a livello nazionale. Si stanno creando nuove discipline sportive, non ci sono più, ci sono ancora quelle tradizionali in difficoltà, ma nuove federazioni sportive si affacciano al mondo dello sport, senza dimenticare che dal 2023 non ci sarà più il controllo del CONI, per cui uno sarà libero di costituirsi in federazione. Quindi c'è grande bisogno, grande richiesta, grande domanda di sport e di strutture sportive. Dobbiamo stare attenti anche a questi aspetti. Stefano parlava dell'impatto degli sportivi, di voi sportivi, io continuo a vederti così, Lo so. E lo sei chiaramente, sui giovani, no? Adesso tu sei stato molto di più di prima, probabilmente proprio a contatto anche con le persone. Hai qualche aneddoto da raccontarci di qualcosa che ti è stato riportato o chiesto da ragazzi o magari anche da genitori che hai avuto modo di incontrare in questo ultimo periodo? Ma una delle cose che probabilmente è anche la presa che hanno gli sportivi sui giovani è il fatto che il successo, il risultato sportivo dipende dalla meritocrazia. Credo che c'è tanto bisogno oggi di questa parola in ambito professionale, in ambito anche politico, in ambito sportivo, dirigenziale. Prima Stefano parlava anche della classe dirigente sportiva. Credo che il campo di gara e la palestra hanno una cosa in comune che non mentono. I valori sportivi emergono e è l'apoteosi della meritocrazia, e quindi quando si vede una persona, una ragazza, un ragazzo che ha avuto un successo sportivo, è anche la soddisfazione di dire allora c'è qualche ambito dove i meriti vengono premiati. Ecco, questo credo che sia il fascino che
che sicuramente dà il successo di uno sportivo, una medaglia olimpica o un campionato vinto o una gara vinta, dà questa immagine che è un valore molto importante, è un valore che secondo me è uno dei tanti valori che lo sport trasmette e che valorizza a volte poco. Spesso si ha la percezione che il campione o la medaglia olimpica sia frutto di fortuna, sia frutto dell'allenatore simpatico o della casualità, e la realtà invece è che dentro una medaglia c'è tanto dell'atleta, c'è tanto della persona, di tutti gli sforzi che sono stati fatti per arrivare lì. Ecco, questo in un ragazzo soprattutto in formazione che sta scegliendo la sua vita e la sua strada è qualcosa che affascina, che entusiasma e che sicuramente contagia. È un po' quello che è successo nella mia piccola carriera politica, questo fatto di mettermi in gioco e di fare un'attività che non avevo mai fatto e poi è arrivato anche il risultato. Sicuramente ha affascinato chi vede nella meritocrazia o comunque nell'impegno la strada più corta per arrivare al successo. Stefano, penso che sia un messaggio eccezionale con il quale chiudere. Abbiamo pochi secondi, ma questo volevo chiederti: siamo ancora vittime di questo pensiero per cui fare sport è solo per sport, cioè è una perdita di tempo, a meno che non si sia il campione di calcio, il campione di qualcosa? Forse in parte sì, forse in parte lo è ancora, perché Damiano parlava della scuola. Nella scuola però qualche insegnante ancora continua a osteggiare questa cosa. Dobbiamo essere franchi, dobbiamo essere onesti. Non è come una volta, ma c'è ancora questo modo di vedere lo sport come fosse un passatempo, un semplice e puro divertimento. Non è così, ma non è così non perché lo dico io, lo è così perché lo dimostrano i risultati, i dati che a livello nazionale sono in possesso. Sosteniamo l'attività sportiva, guardiamo cosa succede all'estero, impariamo anche dall'estero, non è una vergogna imparare, cose positive, impariamole, non impariamo solo le cose negative, mettiamo in pratica le cose positive una volta per tutte. Ma ci si arriva come si arriva ad altri obiettivi in un modo molto semplice, a cui forse ancora non siamo abituati, ma a cui accennava Damiano prima. Lo riassumo così: il fare squadra veramente. Quella che io chiamo la squadra dello sport. La squadra dello sport non è solo la squadra di ragazzi che giocano, la squadra dello sport è data dalle amministrazioni comunali, dalle federazioni, dagli enti di promozione sportiva, dalle discipline associate, dalla scuola, dal CONI. Allora, sai cosa facciamo? Voi due iniziate a fare squadra e noi invece ci vediamo il prossimo servizio con Alberto Crestani. Pista d'atletica dell'Università di Scienze Motorie di Verona, una delle facoltà più importanti a livello mondiale. Siamo con la ricercatrice Valentina Cavedon. Valentina, qui a Scienze Motorie si formano nuovi professionisti per il mondo dello sport, ma non solo. C'è un progetto molto interessante legato anche al mondo della disabilità. Sì, io mi occupo di ricerca scientifica nell'ambito dello sport paralimpico, qui nella sede di Scienze Motorie dell'Università di Verona da oltre 10 anni, e nei nostri progetti di ricerca, che sono coordinati e supervisionati dalla professoressa Chiara Milanese, trattiamo vari aspetti legati sia alla salute che alla prestazione sportiva di atleti con disabilità fisica, in particolare di atleti con lesione midollare e di atleti con amputazione di arto inferiore. Fondamentalmente questi atleti praticano differenti discipline adattate, come la pallacanestro in carrozzina, il rugby in carrozzina, il tennis in carrozzina, ma anche il calcio amputati, il sit-in volley e diverse altre. Purtroppo in questa popolazione di atleti la perdita patologica di massa magra associata invece ad un incremento della massa grassa è una condizione ad elevata incidenza e questo ha delle conseguenze negative sia in termini di salute che in termini di prestazione sportiva.
In uno dei nostri laboratori, attraverso la densitometria ossea, ci occupiamo appunto di valutare la composizione corporea e la salute delle ossa di atleti paralimpici, andando a stimare in modo accurato il contenuto di massa grassa, massa muscolare e massa minerale ossea degli atleti, sia a livello corporeo totale che a livello regionale. E anche nel mondo paralimpico, per raggiungere elevati livelli prestativi, è importante che gli atleti riescano a mantenere dei livelli ottimali di composizione corporea. Un ambito di ricerca che a noi sta molto a cuore è quello delle classificazioni negli sport paralimpici. Personalmente mi sono appassionata a quest'area di ricerca in occasione di una sperimentazione che abbiamo condotto sul tennis in carrozzina. Abbiamo potuto vedere come in questa disciplina atleti con lesione midollare, anche a livello toracico, debbano gareggiare assieme ad atleti con amputazione di arto inferiore. Dai risultati di questo studio abbiamo visto che gli atleti con lesione midollare hanno uno svantaggio in termini prestativi rispetto agli atleti con amputazione, e questo è dovuto dal fatto che la loro disabilità è più grave rispetto a quella degli atleti con amputazione. Quindi abbiamo potuto osservare come ad esempio nel tennis il sistema di classificazione funzionale degli atleti andrebbe rivisto, in quanto sembra non garantire lo svolgimento di competizioni eque e bilanciate. Personalmente penso che questo tema sia cruciale, molto importante nel contesto paralimpico, perché anche se probabilmente dei sistemi di classificazione perfetti non esisteranno mai, dei sistemi di classificazione basati su evidenze scientifiche possono garantire, perlomeno il più possibile, lo svolgimento di competizioni eque e bilanciate, quindi competizioni giuste, tra atleti con differenti tipologie di disabilità. Quanto è cambiato e come è cambiato l'atteggiamento nel mondo, verso il mondo dello sport paralimpico in questi ultimi 10 anni? Tanto. La mentalità della gente, delle persone nei confronti delle persone con disabilità in generale e degli atleti e anche degli atleti con disabilità è cambiata notevolmente. A mio avviso, a partire dalle Paralimpiadi di Londra fino ad arrivare alle Paralimpiadi di Tokyo, che hanno rappresentato la svolta. E è importante comunque continuare a parlare di atleti paralimpici, di sport paralimpici, ed è importante parlarne tanto e parlarne bene, non solamente in occasione delle Paralimpiadi, cioè ogni 4 anni. Scienze motorie, oltre a seguire gli atleti con disabilità, è anche una possibilità per chi ha disabilità. È un corso, è una università che prevede la presenza di studenti con disabilità. Dovrebbe essere la normalità, ma non è sempre così. Sì, assolutamente sì. E per accedere al corso di laurea in scienze motorie è necessario, il requisito è quello di avere un diploma di istruzione secondaria superiore. È un corso di laurea a numero chiuso e pertanto per accedere è necessario sostenere una prova di ammissione. La prova di ammissione è scritta e tra i nostri studenti ci sono anche degli studenti con disabilità che peraltro sono anche atleti. Siamo così arrivati in chiusura di questa nostra puntata. Avremo veramente tantissime cose di cui parlare, ma tanto sono sicura che ci rivedremo presto nel segno di Verona città olimpica e non solo. Grazie Damiano, in bocca al lupo. Grazie a voi. Stefano, in bocca al lupo. Grazie a tutti voi. E a tutti voi grazie per essere stati in nostra compagnia. Ci rivediamo presto qui con All in Sport. Vi aspetto.